Segnali positivi dalla campagna vaccinale. La Calabria scala posizioni nella graduatoria nazionale, adesso è terzultima. La Calabria è ritenuta a rischio moderato, pertanto da lunedì 11 gennaio sarà classificata zona arancione. Spirli commenta positivamente la decisione: non mi opporrò. Si apre uno spiraglio nella vertenza delle Terme Luigiane, raggiunto un accordo fra i comuni di Guardia, Acqua Appesa e la Sateca, primo passo. 4 cuccioli avvelenati a Corigliano Rossano, la vicenda seguita dal movimento Stop Crimini sugli animali. Buonasera ad Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, in apertura parliamo di vaccini ma anche di contagi, perché sale la percentuale di soggetti vaccinati in Calabria rispetto alle dosi ricevute, ma la regione è ancora indietro rispetto ad esempio alla Puglia. Intanto i contagi non accennano a diminuire, preoccupano alcune situazioni sul territorio regionale. Lo scatto d'orgoglio auspicato c'è stato. La Calabria ha aumentato il ritmo delle vaccinazioni, passando dalle 5.603 inoculazioni effettuate fino a 24 ore fa alle attuali 8.280, fissando la percentuale di dosi somministrate rispetto a quelle ricevute al 32,3% contro il 21,9% precedente. Un balzo in avanti che ha permesso alla regione di lasciare l'ultimo posto della graduatoria, che adesso è detenuto dalla Lombardia, con numeri però diversi per quantità di abitanti, vaccini ricevuti e inoculati. Peggio che in Calabria si è fatto finora anche nella provincia autonoma di Bolzano, ferma al 30% di vaccinazioni. Ma si può e si deve fare meglio. Come al solito, lo abbiamo fatto in passato anche per la capacità di effettuare e processare tamponi, prendiamo ad esempio la Puglia, regione che ha il doppio degli abitanti della Calabria e ha ricevuto quindi un numero doppio di vaccini. Ebbene, la percentuale di somministrazioni effettuate è al 61,4%. La differenza la fa l'organizzazione. In Lombardia, ad esempio, per recuperare il gap si procederà alla somministrazione anche da parte dei medici di base. L'Emilia-Romagna invece sta organizzando turni notturni. Nella prossima settimana arriveranno in Italia le prime 100.000 dosi di vaccino Moderna e altre 500.000 circa di Pfizer. Il virus nella Calabria arancione continua a diffondersi in alcune zone più che in altre. Per quanto riguarda la provincia di Cosenza, più di 50 degli 84 casi delle ultime 24 ore sono stati rilevati nell'area di Corigliano Rossano, 9 a Spezzano Albanese, mentre a Castrovillari, oltre ai tamponi molecolari che hanno svelato alcune nuove positività, continua lo screening con i test antigenici, che ha fatto emergere altri 11 positivi da confermare. Nel Crotonese sarebbe stato un battesimo celebrato e festeggiato a Cirò il 20 dicembre a causare il contagio di una quarantina di persone. Borgia e Albi sono i centri della provincia di Catanzaro maggiormente attenzionati in queste ore, centinaia di tamponi effettuati sui cittadini. I primi risultati confermano una diffusione preoccupante del virus. Nell'Ametino sono 20 nuovi contagi a Serrastretta, aumentano i casi positivi anche a Gioia Tauro, più 13, e a Bagnara Calabra, più 8. E intanto il professor Lucio Cosco del Pugliese Ciaccio di Catanzaro dice: temiamo questa nuova impennata e tutte le strutture sanitarie sono in allerta. Situazione preoccupante dunque per quanto riguarda l'impennata dei contagi nella nostra regione. Siamo nella seconda fase, alla quale si è sovrapposta quella che gli esperti chiamano terza ondata. Diciamo che la seconda ondata praticamente non è mai passata. Noi abbiamo avuto sempre ricoveri, anche 5-6 al giorno. In questi ultimi giorni appunto stiamo notando una recrudescenza dei pazienti che vengono alla nostra osservazione, e del resto anche i numeri dei tamponi positivi lo conferma. Siamo circa al 20% dei tamponi positivi sul totale dei tamponi effettuati, ed è un numero enorme. Scatta dunque una sorta di allerta negli ospedali calabresi, perché l'incremento di positivi risente purtroppo delle festività natalizie appena trascorse. È molto preoccupante. Soprattutto questo dipende dai comportamenti che abbiamo avuto, individuali che abbiamo avuto durante le feste natalizie. So di persone che, nonostante i consigli, o meglio ancora nonostante i divieti, hanno avuto delle riunioni abbastanza numerose. E questo non va bene. Siamo noi a determinare l'andamento dell'epidemia, a parte quello che ci dice il governo, che ci consiglia lo stesso governo.
Ci sono aree in cui il virus corre veloce, ma la situazione è di allerta su tutto il territorio regionale. Noi siamo, diciamo, un po' il termometro dell'area centrale e queste zone sono le zone da cui appunto arrivano la maggior parte dei ricoveri. Adesso invece vediamo qual è la situazione nella Locride e facciamo il punto nel servizio del nostro inviato. Quella che vedete in questa immagine è Villa Serena, siamo in una zona periferica di Locri ma molto abitata, a poche decine di metri c'è anche l'ospedale civile della città ionica. Ebbene, dentro questa struttura da qualche giorno ci sono casi di positività al Covid, oltre 20, e la notizia sembra trovare conferma con il passare delle ore. Naturalmente l'allarme è scattato, le autorità sanitarie sono state informate e stanno cercando di predisporre un piano di intervento. Tra i contagiati non solo coloro che vengono ospitati, che hanno un'età avanzata, ma anche alcuni componenti del personale. Una situazione che va tenuta chiaramente sotto controllo e che conferma comunque che a Locri i casi di positività al Covid sono in aumento. Peraltro è tutto il comprensorio che nelle ultime giornate ha purtroppo fatto registrare un incremento del virus. Siamo oltre i 550, resta stabile il trend e questo chiaramente non lascia molto tranquilli. Certamente si spera molto nei vaccini e chiaramente su questo si insisterà. Peraltro l'ex ospedale di Siderno dalla prossima settimana diventerà sede per le vaccinazioni e questa è una notizia che ha una sua notevole importanza. Torniamo invece adesso alla questione vaccini, perché prosegue la campagna per sanitari e operatori. Per il prossimo step invece sarà quella dei medici di base, che successivamente saranno precettati proprio per inoculare il vaccino sulla popolazione. Situazione vaccini in Calabria ancora fra le più basse d'Italia. In questa nuova tornata toccherà i medici di famiglia, come ci conferma il dottor Dingianna. Nel giro di 15 giorni ritengo che tutti i medici di famiglia della provincia di Cosenza saranno vaccinati. Ritengo quindi che la vaccinazione completa, la seconda, sarà fatta entro la metà di febbraio, per cui i medici dal primo di marzo, dall'inizio di marzo, dopo il 10 marzo, 15 marzo al massimo, i medici di medicina generale potrebbero partecipare alla campagna di vaccinazione di massa, che è quella più importante, che verrà fatta su tutta la popolazione. In questo momento, per la particolarità del vaccino che va conservato a determinate temperature e ci sono problemi di trasporto, di conservazione eccetera, il nostro intervento può essere assolutamente limitato, quindi è chiaro che ci devono essere dei medici vaccinatori, dei centri vaccinali apposta, per questo la Pfizer e BioNTech. Noi ci auguriamo che arrivino presto quei vaccini che si possono conservare nei frigoriferi a meno 3-8 gradi, come meno 8 come per i vaccinanti influenzali, in quel caso, quindi possono avere anche una certa durata, possono essere tenuti in frigorifero per un po' di tempo, in modo che si possa organizzare una vaccinazione di massa, così come abbiamo fatto e come facciamo normalmente per l'influenza, anche se per la vaccinazione anti-Covid i numeri saranno 10-20 volte tanti, insomma, molto molto di più. I medici saranno pronti alle vaccinazioni sulla popolazione solo quando arriveranno le nuove dosi di altre case farmaceutiche. Ci aspettiamo che arrivi quello dell'AstraZeneca, la Johnson & Johnson, cioè quelli che si possono conservare nel frigorifero come i vaccinanti influenzali. Io vorrei ricordare che la medicina di famiglia della provincia di Cosenza quest'anno, nel giro di un mese e mezzo circa, ha vaccinato 116.000 cittadini con il vaccino anti-influenzale. Non vaccinando tutti i giorni naturalmente, con le sedute vaccinali che sono state possibili, considerando anche che noi dobbiamo continuare a fare la nostra attività medica. Io penso che con una buona organizzazione le 550.000, 600.000 persone che dovranno essere vaccinate col Covid, quando arriverà il vaccino dell'AstraZeneca, della Johnson eccetera, con tutti i medici di famiglia attivi, in pochi mesi penso che riusciremo a potremo coprire per bene tutta la provincia. Naturalmente è importante l'organizzazione, non bastano soltanto i medici vaccinatori, ci vogliono gli infermieri, gli operatori sanitari, ci vuole la protezione civile, gli enti locali, perché bisogna fare un grande progetto di vaccinazione in sicurezza. Non dimentichiamoci che questo coronavirus sta continuando ad infettare la gente, l'indice è abbastanza alto,
Abbiamo diversi focolai importanti in diversi comuni della provincia di Cosenza, alcune addirittura rischiano di diventare zona rossa nel giro di un paio di giorni. Questo vuol dire che ci deve essere il contributo di molte persone. Per farle in sicurezza ci vogliono strutture ampie tipo palestre polifunzionali, ampi parcheggi, la collaborazione di tutti e soprattutto dovremmo trovare il modo per raccogliere i consensi informati velocemente, senza aspettare di farli nel centro vaccinale, perché altrimenti non saremmo in grado di fare più di un vaccino ogni 15 minuti. Numeri in crescita per il contagio da Covid-19, ma anche i ricoveri e i casi attivi in Calabria. Nelle ultime 24 ore si registra anche una vittima, così il totale arriva a 509. Crescono i contagi nelle ultime 24 ore in Calabria, sono 423 i nuovi positivi, mentre sono 3.108 i tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus dall'inizio della pandemia sono 26.525, quelle negative 413.346. I casi confermati oggi sono così suddivisi: 77 a Cosenza, 109 a Catanzaro, 48 a Crotone, 55 a Vibo Valentia e 134 a Reggio Calabria. Aumentano anche i ricoveri ospedalieri, sono 262 in reparto, mentre 22 in terapia intensiva, un solo decesso che si registra nel Reggino. Cambiamo argomento, parliamo invece di Calabria, che è stata ritenuta a zona a rischio moderato, pertanto da lunedì 11 sarà classificata come zona arancione. Spirlì commenta positivamente questa decisione e dice: non mi opporrò. La Calabria da oggi e fino al 15 gennaio diventa zona arancione assieme a Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Lo ha disposto con una propria ordinanza il ministro della Salute Roberto Speranza, che nelle scorse ore ha comunicato i dati sull'RT. La regione Calabria ha un indice pari a 1,14. Ma cosa si può fare in zona arancione? È consentito lo spostamento entro i 30 km dal confine del proprio comune, quindi eventualmente anche in un'altra regione, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di provincia. Conseguentemente sarà possibile anche andar far visita amici e parenti entro gli orari del coprifuoco, che resta invariato dalle 22 alle 5. È possibile spostarsi nel proprio comune senza autocertificazione dalle 5 alle 22. L'autocertificazione sarà necessaria invece per gli spostamenti tra le 22 e le 5, sia all'interno del comune che fuori regione, per motivi legati sempre a necessità, lavoro e salute. I negozi saranno aperti fino alle 21 per evitare che i clienti si concentrino in un unico orario e si creino assembramenti. I centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Bar e ristoranti invece devono limitarsi all'asporto e alla consegna a domicilio fino alle 22. Restano chiusi palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Vietato lo sport di contatto, ma è consentito svolgere all'aperto e a livello individuale i relativi allenamenti. È invece permesso frequentare i centri e i circoli sportivi pubblici e privati del proprio comune o, in assenza di tali strutture, in comuni limitrofi per svolgere all'aperto l'attività sportiva di base. Per eventuali violazioni la sanzione applicabile è quella amministrativa, che va da 400 a 1.000 euro. Le nuove disposizioni saranno valide fino al 15 gennaio, quando entrerà in vigore un nuovo DPCM che dovrebbe convalidare tutti i divieti in Italia e la massima allerta se la curva epidemiologica dovesse confermarsi. Dobbiamo tenere il massimo livello di attenzione, ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza, perché il virus circola molto e l'indice del contagio è in crescita. Parliamo adesso della pagina del lavoro, perché si apre uno spiraglio nella vertenza delle Terme Luigiane. È stato raggiunto un accordo fra i comuni di Guardia, Acqua Appesa e la Sateca. I lavoratori delle Terme Luigiane tirano un sospiro di sollievo dopo l'accordo raggiunto tra i sindaci di Acqua Appesa e Guardia Piemontese con la dirigenza della Sateca. Il prossimo 11 gennaio le parti si ritroveranno per concordare la riconferma dell'utilizzo da parte della Sateca di quegli immobili necessari per l'apertura stabile della nuova stagione termale a partire dal prossimo mese di maggio. Il sindacato ha convocato in assemblea i lavoratori per fare il punto sull'accordo raggiunto. I lavoratori oggi possono stare tranquilli ma non sereni, perché essendo questa una fase provvisoria, noi vogliamo capire poi il vero problema sarà nel momento in cui le amministrazioni comunali presenteranno il bando e quale sarà il ruolo del regolamento all'interno del bando.
Un primo passo importante dunque, anche se ci sono ancora molti aspetti da chiarire. Pende sempre sul capo dell'azienda e di conseguenza sulla possibilità per noi di lavorare il discorso dei regolamenti che comunque prevedono per l'immediato futuro una percentuale di acqua troppo irrisoria affinché l'azienda possa proseguire a pieno ritmo le sue attività. Noi aspettiamo la regione che noi lavoratori l'abbiamo convocata per ben 5 volte, assolutamente assente a questo problema, e si sa benissimo che le acque sono di proprietà regionale. Quindi invoco ancora una volta la regione affinché si faccia sentire e metta una pietra sopra a questo grande problema che sono 250 posti di lavoro più 250 indotto. D'acqua appesa da Guardia a Crotone, perché dal 19 gennaio sono soppressi i voli per Bologna all'aeroporto di Crotone. Lo denuncia il comitato cittadino organizzato qualche anno fa quando lo scalo era stato inutilizzato. La situazione potrebbe però riproporsi ancora. Ci risiamo, l'aeroporto di Crotone tornerà ad essere la cattedrale nel deserto che è stato per lungo tempo, quando nessun aereo atterrava o decollava dalle piste del Sant'Anna. L'allarme lo lancia il direttivo Comitato Cittadino Aeroporto Crotone, che dà notizia della cancellazione da parte di Ryanair, a partire dal 19 gennaio, dei voli per Bologna, un taglio che sembra essere definitivo, mentre quelli per Bergamo saranno sospesi fino al 28 marzo. Un déjà vu per il territorio ionico, che già in passato aveva subito la cancellazione dei collegamenti aerei e l'isolamento che ne deriva, per un'area già penalizzata dall'assenza di collegamenti adeguati su strade su binario. Le luci si stanno spegnendo inesorabilmente sullo scalo di Crotone, scrivono i componenti del comitato. In questi anni nessuno schieramento politico si è preoccupato di avanzare alcun progetto sulle infrastrutture per la fascia ionica, capace di colmare quel gap con il resto della nazione. Questo è il dato più sconfortante. Solo slogan abbiamo sentito echeggiare lungo le vie durante il periodo elettorale, per poi tornare in un silenzio assordante subito dopo. Mentre la politica nostrana crotonese è rimasta ferma, i comunicati stampa attaccano i cittadini aderenti al comitato che chiedono lumi alla Sacal, altrove sono già pronti i progetti cantierabili con il Recovery Fund. Crotone si appresta a vivere il 2021, così come il 2017, aeroporto senza voli, treni sulla ferrovia che non sono altro che littorine, galleria di Cutro con problemi, statale 106 sempre più pericolosa nonostante gli autovelox che fanno piangere solo le tasche automobilisti, mentre le criticità, come il ponte di Roccadineto, sono rimaste invariate. Adesso a Corigliano Rossano, perché 4 cuccioli sono stati avvelenati. La vicenda è stata seguita dal movimento Stop Crimini sugli animali. Ancora episodi di crudeltà verso gli animali. Questi cuccioli, vedete, molto probabilmente sono stati avvelenati. È accaduto a Corigliano Rossano. Della vicenda si sta occupando il movimento Stop Animal Crimes Italia. Hanno chiamato i nostri attivisti su segnalazione di una turista tedesca, purtroppo non è una bella figura neanche all'estero, segnalando questi animali morti. Sono accorsi sul posto Mariella e Domenico e hanno subito chiamato le autorità. Nel frattempo hanno cercato la presenza di altri cuccioli, poiché 3 erano già deceduti. Un quarto è stato trovato e portato presso un ambulatorio veterinario, dove purtroppo anche lui ha raggiunto gli altri. Quindi abbiamo subito attivato le procedure del caso per il recupero delle carcasse e l'autopsia prevista per legge, ovvero segnalato al sindaco l'accaduto, poiché il sindaco dovrebbe, a norma di legge, in questo momento tabellonare l'area per la presunta presenza di sostanze tossiche. Non è la prima volta, purtroppo, che cani e gatti vengono uccisi in questo modo. È ancora al vaglio dell'esito dell'autopsia, poiché è da accertare se sia stato un atto doloso o fortuito. Certamente il Comune deve intervenire non solo per il caso specifico, ma più in generale per una volta per tutte collaborare con le associazioni per risolvere il problema del randagismo che, come abbiamo visto in questo ennesimo episodio, espone moltissimi animali a morte. Il movimento ricorda che uccidere o maltrattare animali è un reato penale. È un reato penale, l'articolo 544 ter del codice penale, che ha inasprito le pene incrementando appunto il rischio di finire in galera, questo sì, anche se ci auspichiamo che insomma le leggi le pene siano sempre più severe, poiché non è ancora un deterrente efficace. Ed ora parliamo di musica con il concerto dell'Epifania.
L'Associazione Culturale Polimnia prosegue con la rassegna I luoghi, la storia, la musica e apre l'anno 2021 con il concerto dell'Epifania da uno dei luoghi simbolo della Calabria, l'Abbazia Florense di San Giovanni in Fiore. La rassegna concertistica organizzata dall'Associazione Polimnia ha riportato il bel canto nei luoghi storici e artistici della nostra terra e ringraziamo l'amministrazione comunale di San Giovanni, il sindaco e quanti, come noi, ritengono che lo sviluppo e la crescita dei nostri territori debba realizzarsi anche attraverso la cultura, in questo caso musicale. Al momento non abbiamo il calore e l'emozione del pubblico, ma la musica non si ferma. Portiamo avanti i nostri progetti in streaming, in attesa di vivere di nuovo i luoghi, gli spazi dal vivo e quindi ritornare a vivere la musica nei teatri, nelle sale concerto. Insieme. Vi chiediamo allora di seguirci, di non farci mancare il vostro sostegno e la vostra presenza, anche se virtuale. Perché la musica si fa insieme, come ha sempre detto Ezio Bossio. L'amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore ha voluto concludere la prima edizione delle Buone Feste Florenzi con un messaggio di speranza e un augurio di rinascita che parte proprio dall'attrattore culturale per eccellenza della città, l'Abbazia Florense. L'amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore ha voluto dare ai cittadini un messaggio di speranza e un augurio di rinascita con le Buone Feste Florenzi. Tra le diverse iniziative, le luminarie per grandi e piccine che hanno dato colore e gioia in questo periodo delle festività natalizie e per concludere le Buone Feste Florenzi nel luogo simbolo della città di Gioacchino da Fiore, l'Abbazia Florense, il concerto dell'Epifania. Il concerto dell'Epifania andrà in onda su TEN questa sera a 00:30. Adesso la nostra finestra sul calciomercato a cura di Attilio Malena. Si muove anche nel weekend il mercato delle calabresi con il Crotone che ha ripensato concretamente alla possibilità di riportare in Calabria Andrea Barberis per la mediana, ma al momento ci sarebbero veramente pochi margini di manovra per portare a termine lo scambio che avrebbe riportato quindi Barberis in Calabria e Petriccione a Monza. Barberis vorrebbe continuare la propria avventura con i Brianzoli in vista di una sempre più probabile Serie A, vista la qualità a disposizione di Cristian Brocchi, e il Monza dal canto suo non vorrebbe sborsare il 1,5 milioni per il riscatto di Jacopo Petriccione dal Lecce. Il Crotone ha puntato Mancuso, ma da quanto ci risulta non sarebbe stata presentata ancora alcuna proposta formale all'Empoli per assicurarsi il bomber. Al Cosenza piace il profilo di Stefano Pettinari indubbiamente, ma da quanto raccolto in giornata non sarebbe ancora una trattativa addirittura d'arrivo. In corsa resta anche Nicolo Giannetti ai margini del progetto Salernitana. Sempre dalla Salernitana il Cosenza ripensa a Thiago Casasola, non è una novità, ma i lupi silani sarebbero al lavoro per riportare il calciatore alla corte di Roberto Occhiuzzi. La Regina alle prese con la rivoluzione offensiva che vi stiamo raccontando ormai da diversi giorni. Vasic avrebbe per il momento tentennato alla proposta dell'Ambrun a Malta. C'è stato un sondaggio per quanto concerne un club di Serie C, in particolare la Virtus Francavilla, mentre, come raccontato, è in arrivo per la porta il classe 1988 dall'Udinese Nicolas, che firmerà un contratto di 1 anno e mezzo e si prepara a diventare il nuovo estremo difensore della Regina. Adesso la rubrica sui libri a cura di Rosalba Baldino. I grandi scrittori italiani campeggiano nella top 10 dei libri più venduti in questo inizio d'anno. Questa cosa chiaramente ci fa piacere e ci dice anche che c'è una riscoperta di una riflessione, di una scrittura tutta nazionale. Il libro che vi consigliamo per questo weekend è un libro che ci spinge a riflettere, scritto da un avvocato, Fabio Mandato. Il libro si chiama A piena luce ed è una lente di ingrandimento sulla religione, sulla vita del Cristo, per riscoprirla dentro di noi attraverso un cammino che è fatto di quotidianità. Si tratta di un romanzo religioso con il quale racconto
la vita pubblica del Signore Gesù a partire dai 5 misteri della luce del Rosario. A piena luce è un romanzo dialogico in forma narrativa in cui intendo dare vita ai personaggi del Vangelo. Il metodo è quello che ho già seguito nel mio precedente scritto, la lettura del Vangelo a partire dagli originali greco e latino, la riflessione che la Chiesa ha compiuto sui Vangeli, la riflessione e la meditazione personale, anche secondo quella che è la mia esperienza di giornalista impegnato nel settimanale della diocesi di Cosenza Bisignano, che mi porta quotidianamente a raccontare gli eventi di fede e di religione sul nostro territorio. Così in piena luce vi racconto proprio quella che è la vita pubblica del Signore, a partire dal battesimo di Gesù al Giordano, alle nozze di Cana e ancora il suo peregrinare per le strade della Galilea e l'ultima cena, quando il Signore ha voluto donarci il pane e il vino come il suo corpo e il suo sangue. Per chi vorrà una buona lettura. Chiudiamo adesso con il meteo. La discesa d'aria fredda sulla penisola iberica sta rinvigorendo una bassa pressione presente tra Spagna e Nord Africa già da giorni e nelle prossime ore si muove in direzione della nostra penisola, apportando un peggioramento del tempo, accompagnato però da un rialzo termico forte su alcune zone della Calabria, causato da richiamo di aria calda africana. Domani tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota, solo in serata si verificherà un peggioramento del tempo a partire dall'Alto Cosentino Tirrenico con piogge sparse. Temperature in deciso aumento, in particolare i valori massimi su Vibonese e Reggino Tirrenico, dove potremmo superare i 20 gradi, e sulle aree montuose. Domani sul Tirreno continueranno venti da sud-est moderati, localmente forti, mentre sullo Ionio i venti soffieranno da nord deboli, con eccezione del Basso Ionio, dove dal pomeriggio si disporranno da sud-ovest moderati, rendendo lo stesso mare molto mosso. Gli altri mari invece saranno mossi. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. E anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.